Settima corsa, 4 anni in pista, vincitori da 6 a 20.000 euro in carriera. Non corre Fedora Kickall, rimangono in 8. 1 Franchini Ale GPD, 2 Felicity AV, 3 Future S, 5 Fiore Class, 6 Frejus Grimm in seconda fila, 7 Fight Cube, 8 Fanello, 9 Frank Bye Bye. Favori per Future S che in chiusura sale a 1,80. Macchina che accelera. Partiti. È veloce Fiore Cla che prende la testa nei confronti di Felicity AV, all'esterno Future AS che andrà a presentarsi sul battistrada. Terza in corda rimane Franchini Ale GPD che precede Fanello, il quale scavalca Fight Cube. Completamento dei primi 200 metri da parte di Fiore Cla in 15,2. Finita la prima curva punta in avanti Future AS che va a chiedere strada a Fiore Cla. Esiste Pietro Gumbellini, i due però rimangono apparecchiati, sembra correre davanti Fiore Cla. 33 per i primi 400 di corsa e così Fiore Cla in vantaggio. Future S che si deve adeguare all'esterno, in corda è Felicity AV, poi Franchini Ale GPD, quindi Frank Bye Bye che ha mosso con decisione dall'ultima posizione, cerca di aggirare il gruppo per portarsi in avanti. 600 in 45,9. Fiore Cla in vantaggio nei confronti di Felicity AV, all'esterno Frank Bye Bye, seguito da Fight Cube, mentre Future S è ferma dopo 600 metri. 800 in 1,1,1. In vantaggio Fiore Cla, all'esterno Frank Bye Bye, in corda Felicity AV, in pariglia Fight Cube, poi Franchini Ale GPD con accanto Frejus Grimm, chilometro, passato in 1,16,2 da Fiore Cla. Al suo esterno Frank Bye Bye, in corda Felicity AV, in pariglia Fight Cube, poi Frejus Grimm. Si procede così con il gruppo compatto sulla retta opposta alle tribune, che viene passata in accelerazione in 14,5, 1,37 in 1.200. Fiore Cla si difende da Frank Bye Bye, in corda Felicity AV, prova a muovere in terza corsia Fight Cube in anticipo su Frejus Grimm quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Fiore Cla in vantaggio, Frank Bye Bye al suo esterno, Felicity AV che attende l'open stretch, Fight Cube a centropista, prova a scattare Felicity AV in open stretch, Fight Cube al largo, Felicity è più fresca, Felicity AV che nel finale passa e vince nei confronti di Fiore Cla. Al terzo posto finisce Frank Bye Bye. 29,8 ad arrivare, 1,15,4 per il successo di Felicity AV. Manuel Pistone per il training del fratello Giuseppe. Per i colori della scuderia Usque vince in open stretch Felicity AV che segue Fiore Cla lungo tutto il percorso. La brucia con lo scatto interno nel finale. Vince la femmina da Pace del Rio. Porta a casa la vittoria nei confronti di Fiore Cla che è seconda. Si rivede bene Frank Bye Bye che coglie il terzo posto tutto all'esterno, 2,59 in numeri, il probabile arrivo della settima.